E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la gara delle Salis prosegue senza sosta, è appassionante, un continuo rilancio, diciamo, di amenità sesquipedali, per usare una formula eufemistica. Ieri vi abbiamo dato conto dell'ultima, ad ora, poi ci può stupire tra 5 minuti, impresa di Ilaria Salis, che sostanzialmente ha dipinto gli scafisti come dei contrabbandieri che offrono un servizio per cui qualcuno paga e che questo servizio consiste nell'attraversamento di confini e quindi sono in bilico tra, diciamo, Uber e dei benefattori. Questo è il ritratto che ha dipinto Ilaria Salis all'Europarlamento e non in un'osteria, diciamo, tra avvinazzati. Oggi le cronache ci informano del rilancio di Silvia Salis, la neosindaca di Genova, sapete, venduta da buona parte del mainstream come il nuovo volto dell'anima moderata del centrosinistra e del PD. Sentiamo qual è l'impresa di quest'anima moderata. È uno dei primissimi provvedimenti da sindaca di Genova è cancellare il presepe, un'urgenza di cui si sentiva il bisogno, immaginiamo, perché quest'anno non si terrà a Palazzo Tursi, sede del comune, l'allestimento del tradizionale presepe che vede alternarsi le associazioni dei vari quartieri della città, una tradizione della città e dell'amministrazione. Ci hanno spiegato anche il perché di questa decisione illuminata. Nella fattispecie l'ha spiegato, tenetevi forte, l'assessore alle tradizioni del comune di Genova, la pentastellata Tiziana Beghin, che ha comunicato appunto le iniziative per il Natale di fronte alla domanda sulla palese assenza di quello che era l'appuntamento chiave, diciamo, del Natale genovese. Ha risposto che quest'anno a Palazzo Tursi non sarà allestito il presepe, ma dovrebbe essere sostituito da un più inclusivo villaggio di Babbo Natale. Inclusivo, ecco la parola chiave. E allora però torniamo a interrogare le parole. Natale, cioè, che ovviamente è una parola che sarà spesa nel prossimo mese a ogni minuto, ma cosa esprime, cioè cosa indica, cosa evoca? Torniamo a interrogare le parole. Il termine Natale deriva dal latino cristiano natalem, per ellissi di diem natalem, a sua volta legato al latino natalis, derivato di natus, nato, participio perfetto del verbo nascere. Questa è l'etimologia della parola Natale. E insomma c'è dietro quest'idea che non riusciamo con tutta la buona volontà politicamente scorretta a scacciare, che sia nato qualcuno a Natale, cioè che sia legato a una presenza che è stata anche fisica, che ha assunto le sembianze di un bambino, da cui addirittura contiamo gli anni dalla nascita di quel bambino, perché questa è una cosa che il relativismo woke non è ancora riuscito a cancellare. Gli anni continuiamo a contarli da quella nascita. È nato qualcuno effettivamente, è nato Gesù Cristo, quindi è difficile, no? Anche se è stato fatto negli ultimi anni, riverniciare, edulcorare il Natale a festa inclusiva, appunto, come vuole la neogiunta di Genova, festa dell'inverno, hanno provato a dire, festa delle feste, una sorta di metafesta dove non si sa perché ci si trova e ci si rimpinza tutti in compagnia. E rimane il fatto che nella parola stessa indica che è nato qualcuno, indica l'evento chiave che per la nostra civiltà spacca in due la storia, tant'è che contiamo ancora gli anni. Indica quella nascita, coincide anche con la genesi di una parte fondamentale della nostra civiltà, con l'idea che ogni persona abbia una dignità intrinseca in quanto tale, di là di qualunque condizione sociale, di potere, economica, di sesso. La persona ha una dignità in quanto tale. La vita è sacra, intangibile, in quanto tale.
e questo implica l'afflato di amare anzitutto il tuo prossimo, che ricordiamo è anzitutto il più vicino, cioè non è ideologia umanitaria astratta, è vicinanza e fratellanza concreta all'uomo più vicino in carne e ossa. Quel bambino, se vogliamo, introduce anche la laicità, perché sarà quel Gesù che dirà: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non il laicismo ideologico che va per la maggiore nell'intelligenza nostrana, ma la laicità che distingue i piani. Insomma, il presepe ci ricorda l'essenza etimologica, storica, culturale, filosofica, che va al di là della religione, che pure la religione cristiana è stato un elemento fondante della nostra civiltà. Non esisterebbe l'arte, la letteratura, tutte le manifestazioni della nostra civiltà spogliate da quel momento. E quel momento è rappresentato sì al massimo dal presepe, perché è un momento che riguardava la nascita di qualcuno. E invece c'è questa ossessione inclusivista per cui non bisogna insultare altri ricordando che lì nacque qualcuno che poi ha determinato una particolare avventura storico-culturale. E quindi questa ossessione inclusivista è l'altra faccia elegante, chic, salesiana nel senso di Silvia, in questo caso, di quello che Sir Roger Scruton chiamava oicofobia, cioè la vergogna e l'odio di sé, della propria tradizione, della propria casa, della propria storia, della propria cultura. Per tutto questo, per la nostra casa, la nostra tradizione, la nostra cultura, quella capanna sia importantissima, ci piaccia o no, anche per diciamo prenderne le distanze, ma è inaggirabile il fatto che per la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, non lo sa l'assessore alle tradizioni, ma lo diciamo noi, quella capanna dove nasce quel bambino è un evento fondamentale. Quindi la guerra al presepe è il rilancio di Silvia Salis nella galleria delle amenità salesiane e per fortuna che la sindaca era la moderata. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.